Ed eccoci in studio con il nostro Enrico Lobina, consigliere comunale di Cagliari. Buonasera, buongiorno anzi, perché siamo ancora all'ora di pranzo. Dicevamo, parliamo di scuola. Purtroppo la scuola italiana, in particolare quella sarda, sta vivendo un momento davvero difficilissimo. Abbiamo sentito che appunto la Corte di Giustizia europea ha detto che abbiamo troppi precari, però questo problema fa un po' il paio con tutta un'altra serie di problemi e porta a un disamore degli studenti verso la scuola. È così? Sì, è così. Tutti i più importanti studiosi, l'Unione Europea, afferma che il tema dell'istruzione, della formazione è centrale per dare un lavoro e un futuro ad una regione, ad uno Stato. In Sardegna abbiamo invece il tasso di dispersione scolastica più alto d'Italia e uno dei più alti d'Europa. Dal successo scolastico delle ragazze e dei ragazzi dipende il futuro di una terra, in questo caso il futuro della Sardegna. I dati sono impietosi. Secondo l'Unione Europea, che ha elaborato diversi indicatori, la percentuale degli abbandoni scolastici in Sardegna raggiunge il 25,8%, la media italiana è del 17,6%, l'obiettivo dell'Unione Europea è del 10% entro il 2020. Oggi a livello europeo la percentuale di abbandoni scolastici, il tasso di dispersione scolastica è del 12,8%. Ci sono regioni che hanno migliorato molto in questi anni. La Puglia è passata da una percentuale più alta rispetto alla Sardegna nel 2006, 27%, al 19,8% oggi. Non sono numeri aridi. Questi numeri sulla dispersione scolastica significano disoccupazione futura, diminuzione delle capacità lavorative, disagio individuale, familiare, sociale, drammi sociali, collettivi, familiari e in definitiva declino economico. Certo, perché io voglio sottolineare insomma due cose di quello che hai detto. Innanzitutto è una percentuale altissima, ciò significa che su 100 ragazzi che vanno a scuola 25 non proseguiranno, 25 rimarranno senza la cultura di base che permette oggi di accedere anche alle relazioni sociali comuni. Quindi il fatto di non andare a scuola ghettizza. Sì, stiamo parlando di una percentuale altissima di giovani che non riesce a entrare appieno nella società. Gli obiettivi che l'Unione Europea si dà, per esempio per quanto riguarda la percentuale di laureati, è inimmaginabile per la Regione Sardegna, data questa situazione di partenza della dispersione scolastica. Nel quinquennio 2009-2014 la Regione Sardegna è stata la regione che ha perso più studenti della scuola secondaria superiore. Stiamo parlando di circa il 36% degli studenti, soprattutto nel passaggio fra il primo e il secondo anno delle scuole superiori registriamo un'altissima dispersione, cioè studenti che vengono bocciati e che non si ripresentano l'anno dopo. Ecco, perché c'è una così alta percentuale di dispersione in Sardegna? Vi sono problemi strutturali che hanno a che fare appunto con le strutture, vi sono poi tutta una serie di iniziative che altre regioni hanno messo in campo sul lato umano, diciamo, sull'organizzazione dal punto di vista sociale dell'istruzione che noi non abbiamo ancora messo in campo. Secondo un recente documento del Parlamento italiano, bisogna incrementare gli asili nido e le scuole dell'infanzia e incrementarne anche l'accesso, perché il tema della dispersione scolastica scoppia nell'età che va dai 13 ai 18-19 anni e però il problema della formazione, dell'istruzione comincia già dall'età di 2, 3, 4 anni e quindi aumentare asili nido e scuole dell'infanzia.
la qualificazione dei percorsi di istruzione e di formazione professionale, e qua ci colleghiamo a quanto si diceva all'inizio, cioè la questione dei precari, perché è vero che si parla tanto di reti tra scuole, organico funzionale, alternanza scuola-lavoro, però non si dice che il nocciolo non sono questi progetti extrascolastici, ma il nocciolo sono il numero degli alunni per classe, che è continuamente in aumento, il fatto che ci sono classi dove 4 disabili sono presenti, e questo crea dinamiche negative innanzitutto per i disabili e poi per il resto della classe. Il tema del dimensionamento e quindi delle aree interne, dello spopolamento, della presenza di pluriclassi nelle scuole elementari e nelle scuole in generale, in tutto il sistema formativo nelle aree interne, la chiusura delle scuole e il tempo scuola troppo breve. Il tempo scuola a partire dagli asili nido, dalle scuole dell'infanzia, alle scuole elementari, è la normalità nel nord Europa. Sì, sì, poi io aggiungerei il fatto che questa grave crisi economica ha finito per affossare anche le famiglie. Oggi un ragazzo che deve studiare magari lontano 30-40 chilometri dal proprio paese d'origine comunque deve pagare il trasporto, sono costosi i libri, è costoso andare a scuola. Molte famiglie quindi si arrendono alle prime difficoltà del ragazzo perché dicono vabbè, per noi far studiare un figlio è costoso, se poi lui non neanche voglia, magari è solo un momento che il ragazzo andrebbe aiutato, andrebbe supportato con delle lezioni aggiuntive, ecco, allora preferiscono magari non mandarlo più a scuola. Ecco, anche il disagio economico determina la dispersione. Assolutamente sì. Un'altra delle proposte che facciamo è che sono i corsi di recupero obbligatori pomeridiani ed estivi per le ragazze e i ragazzi che hanno necessità di recuperare delle lacune, perché sicuramente non ci si può più basare sulle disponibilità familiari. Se vogliamo parlare poi dell'istruzione universitaria, dell'università, in questi anni, per la prima volta dopo decenni, registriamo diversi casi, decine di casi di studenti che per ragioni economiche abbandonano gli studi. Probabilmente se dovessimo fare una ricerca, un sondaggio, scopriremo che i casi sono migliaia. V'è quindi la necessità di un intervento complessivo, strategico, perché, ripeto, in tutta Italia registriamo una discesa, una diminuzione del tasso di dispersione scolastica. Vi sono regioni del meridione d'Italia che l'hanno ridotta drasticamente, quindi un problema di politiche. Noi invece registriamo un aumento dal 2009 a oggi del tasso di dispersione scolastica, e non è come magari succedeva 30 anni fa, che una persona non si diplomava, un ragazzo non si diplomava perché aveva la possibilità di entrare a lavorare, di andare a lavorare. Succedeva per esempio soprattutto in alcune regioni del nord Italia. In Sardegna oggi sicuramente non è così, per cui aumentano a dismisura il numero di giovani, di ragazze e ragazzi che non studiano e non lavorano. E questo è un danno innanzitutto per quelle ragazze e per quei ragazzi, e poi per tutta l'economia. La regione Sardegna, il governo Pigliaru, ha deciso di fare un grande investimento sull'edilizia scolastica. In campagna elettorale la scuola e l'istruzione dovevano essere si è detto che sarebbero stati al centro dell'azione politica del nuovo governo. Ecco, esattamente, voleva arrivare lì perché Francesco Pigliaru ha annunciato più volte durante la campagna elettorale che sarebbe stata data un'attenzione particolare alla scuola dell'obbligo e alla scuola superiore. Oggi abbiamo in campo solamente la proposta di un intervento straordinario sull'edilizia scolastica, di cui c'è bisogno però di tutta un'altra serie di interventi, alcuni li abbiamo già elencati. C'è bisogno di una legge regionale sulla pubblica istruzione, di un investimento strategico su interventi organici, anche qua completi,
sulla dispersione scolastica e i comuni devono per esempio avere le risorse, le possibilità e compiere delle scelte che vadano verso l'aumento degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, che devono essere anche a costi contenuti. Nella città di Cagliari è un problema che sentiamo, che le famiglie sentono quotidianamente. È verissimo, quindi a conclusione di questa parte, insomma, vogliamo dire questo: attenzione alla scuola, ma noi chiediamo per favore al nostro Presidente, alla nostra Giunta, stiamo attenti ai ragazzi. Grazie. Grazie a te.